Electrolux, l'azienda svedese che vuole lasciare a casa 1700 dipendenti in Italia, ma anche il distretto e la riforma del commercio come le concessioni idroelettriche e una chicca sulle prossime elezioni a sindaco di Padova. Oggi siamo con l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Massimo Bitonci. Scheda. Dalla guida di due importanti città venete ai vertici delle istituzioni nazionali, fino alla responsabilità di uno dei settori chiave per il futuro della regione, il percorso politico di Massimo Bitonci è legato da sempre ai temi dell'economia, delle imprese e del lavoro. Commercialista di professione, Bitonci muove i primi passi amministrativi a Cittadella, città di cui diventa sindaco e dove costruisce gran parte della propria esperienza amministrativa. Successivamente approda alla guida di Padova, ricoprendo l'incarico di sindaco dal 2014 al 2016. L'esperienza maturata sul territorio lo porta poi a Roma. Nel primo governo Conte viene nominato sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, incarico ricoperto tra il 2018 e il 2019. Successivamente torna nell'esecutivo nazionale come sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel governo Meloni, seguendo da vicino le politiche industriali e la competitività del sistema produttivo italiano. Oggi Bitonci è assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, un ruolo strategico che lo vede impegnato nella definizione delle politiche per la crescita economica regionale e nel sostegno al tessuto produttivo veneto. Un percorso, quello di Massimo Bitonci, che unisce amministrazione locale, esperienza di governo e gestione delle politiche economiche, con l'obiettivo di rafforzare la competitività del Veneto, sostenere le imprese e favorire nuova occupazione. Benvenuto Assessore Massimo Bitonci, grazie di essere di nuovo con noi. Grazie per l'invito, buona serata a tutti. Bene, è un po' che non era nei nostri studi, allora andiamo prima su una domanda un po' più leggera. In sostanza, di cosa si occupa l'assessore allo sviluppo economico di una regione importante come il Veneto? Ma la fortuna anche di aver ricoperto l'incarico di sottosegretario al Ministero delle Imprese e Made in Italy, quindi le materie sono più o meno le stesse, quindi mi occupo di sviluppo delle imprese, di innovazioni, delle reti innovative. Ho anche il tema delle crisi aziendali, purtroppo ne abbiamo qualcuna importante anche in Veneto, e dopo tutto il tema dell'energia, che insomma ne parleremo successivamente, ma è un tema fondamentale per la nostra regione. Ecco, andando proprio sul triste tema delle crisi di impresa, in questo momento lei sta battendosi molto con il suo ruolo di assessore, ma anche proprio come regione, per il tema Electrolux. È un'azienda svedese, 4.500 dipendenti in Italia, di cui 1.700 vorrebbero per vari motivi, non soltanto la delocalizzazione, lasciarli a casa. Cosa sta facendo la Regione? Perché mi pare che proprio ieri c'è stata l'approvazione della mozione unitaria del Consiglio regionale. Giusto? Sì, molto positivo, direi il fatto che il Consiglio regionale tutto assieme, e poi io ho fatto un intervento anche a favore della mozione, quindi approvando anche la mozione, abbia approvato un testo, quindi dando un mandato al sottoscritto che sarà presente a Roma lunedì prossimo, ma sono già stato a Roma 2 settimane fa. Avevamo convocato il giorno 18 maggio, lunedì 18 maggio, immediatamente quando abbiamo saputo della crisi, che è una crisi che però viene da lontano, non è una crisi che avviene in queste settimane, in questi mesi. La crisi dell'elettrodomestico è partita dal 2002, noi eravamo in Europa i primi produttori di elettrodomestici, cioè l'Italia era leader del settore del bianco e anche della refrigerazione. Però devo dire che nel corso degli anni c'è stata una concorrenza molto forte, molto spietata da parte del sud-est asiatico, anche della Turchia, con una diminuzione molto importante dei volumi. Pensate che nel 2021 si producevano 100 milioni di pezzi in Europa, nel 2026 sono previsti meno di 80 milioni, quindi riduzioni in pochi anni estremamente importanti. Questa crisi c'è passata l'Electrolux. A Susegana abbiamo un impianto estremamente importante, completamente robotizzato, però anche a Susegana sono previsti 310 licenziamenti che con anche il personale amministrativo supera i 400. Allora noi abbiamo già deciso, e quindi non solo come Consiglio regionale ma anche con tutto il mondo degli stakeholder, dei sindacati, delle parti sociali, che, e l'ho già detto a Roma
già 2 settimane fa al tavolo che abbiamo fatto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che questa soluzione, questo taglio è assolutamente inaccettabile. Quindi questo l'abbiamo ribadito anche ieri in Consiglio regionale, e che chiediamo all'azienda il ritiro di questo piano industriale, che in realtà non è un piano industriale nel momento in cui tagli su 4.500 dipendenti 1.716, quindi un nuovo piano industriale che preveda magari una serie di ammortizzatori sociali, ma il governo sta già lavorando su questo, perché io sono in contatto giornaliero con il Ministero delle Imprese e Made in Italy, dove è stato aperto questo tavolo di crisi. Il governo sta cercando di offrire anche delle soluzioni ad Electrolux. Quindi il ritiro e la proposizione, quindi la proposta di un nuovo piano industriale che preveda nessun taglio, l'aiuto magari da parte del governo per alcune ristrutturazioni, magari alcuni incentivi di carattere aziendali, ma soprattutto un nuovo piano di sviluppo, perché se pensiamo, io ho visitato una settimana fa insieme al Presidente Alberto Stefani il sito di Susegana. Quello è un sito ultramoderno, probabilmente uno dei più moderni che ci sono a livello mondiale, perché è completamente robotizzato e quindi non è un problema di economie di scala. Il problema reale è quello che l'acciaio rispetto alla Cina costa un 40% in più in Italia. L'energia rispetto alla Cina, che è il maggior competitor in questo campo, e non solo purtroppo, costa un 60% in più in Europa. Il costo del lavoro 80% più. Quindi sono questi i problemi fondamentali di Electrolux, però la Regione Veneto, insieme alle altre regioni, perché non è colpita solo la Regione Veneto, con il sottoscritto lunedì sarò quindi a Roma per ribadire questo, sperando che lunedì 15 ci sia poi una soluzione e quindi si trova. Io sono moderatamente fiducioso, perché comunque ho avuto la possibilità di parlare direttamente con l'amministratore delegato di Electrolux proprio 15 giorni fa a Roma, e devo dire che c'erano alcune aperture e quindi speriamo che in questi giorni poi si definisca un piano e che lunedì si possa ripartire, ovviamente con una nuova programmazione, che è quella che auspichiamo. Bene, quindi fortuna anche per Electrolux che abbia un interlocutore come lei, che ha un'esperienza di governo e abbia possibilità di interloquire direttamente con Roma per arrivare, speriamo presto, a una felice conclusione. Che questo serva anche l'esperienza ministeriale. Abbiamo anche dei veneti nell'unità di crisi al Ministero, anche estremamente bravi e preparati. Speriamo che l'azienda voglia fare retromarcia. Ecco, questo è importante. L'azienda ha avuto 130 milioni, quelli che siamo riusciti a calcolare noi, di contributi pubblici negli anni passati. Ha avuto anche 2 anni fa una certa redditività, parliamo del gruppo, certo, che è un gruppo svedese, quindi di una famiglia svedese, quindi là non ci sono dei fondi, nel senso che è un gruppo industriale di una famiglia svedese, e l'anno scorso ha avuto una perdita. Non è che un anno di perdita possa implicare il licenziamento di 1.716 persone, quindi noi auspichiamo che si cambi assolutamente rotta. Peraltro un quarto sono veneti, perché sono appunto di Susegana rispetto ai 1.700. Però uno dei temi, ci diceva, è anche il costo energetico. Quindi, venendo all'energia, lei mi accennava che state già prendendo in esame le concessioni idroelettriche che scadranno in realtà nel 2029, però si sta già lavorando adesso. In sostanza, di cosa si tratta e come tocca i cittadini? Sì, diciamo che il progetto del piano energetico è fondamentale a supporto del sistema ovviamente produttivo e del sistema delle imprese. Un'azione che stiamo portando avanti è quella di incentivare tutto ciò che riguarda le rinnovabili, quindi fotovoltaico. Abbiamo approvato un piano estremamente importante di localizzazione che semplifica le procedure, si chiama piano di accelerazione, semplifica le procedure per l'installazione del fotovoltaico,
non agrivoltaico, ripeto, ma il fotovoltaico nelle zone industriali, nelle zone autostradali, nelle zone già compromesse, quindi a consumo zero del suolo. Poi per quanto riguarda l'idroelettrico abbiamo un progetto molto importante, il 70% delle concessioni in Veneto sono dell'Enel. Adesso la Regione Veneto e la provincia di Belluno abbiamo appena chiuso in questi giorni il contenzioso, ricevono insomma i canoni e le monetizzazioni per quanto riguarda il sistema idroelettrico, però sappiamo che è un settore che ha una determinata redditività molto importante. Abbiamo analizzato i bilanci di altre società come quello di A2A, come quello di Dolomiti Energia. Il Friuli sta seguendo la stessa strada, quindi noi stiamo lavorando per una gestione in house, cioè una società che sia proprietà della regione, che possa gestire le concessioni che scadono nel 2029. La normativa europea è in linea con quello che vogliamo fare. La normativa europea parla di tre casi, no? Il caso principale, che è quello della gara, quindi ovviamente l'Unione Europea spinge per le gare di carattere europeo, però c'è anche la possibilità di gestire in proprio, quindi in house, come Regione Veneto, e noi sceglieremo questa seconda strada, o con una società a cui faremo partecipare anche la provincia, i comuni. Quindi non abbiamo ancora stabilito nulla, però stiamo dando l'incarico a una serie di professionisti per configurare il progetto e la struttura di questa nuova società. Importante perché vuol dire che quello che adesso viene incamerato dalle altre società che gestiscono gli impianti idroelettrici in Veneto può ritornare nella regione Veneto, nella provincia di Belluno, nei comuni dove ci sono le concessioni, ma soprattutto una parte importante per andare a diminuire il costo dell'energia per le imprese e per le famiglie. Quindi eccolo qui il contatto diretto poi con quello che è l'impresa, il cittadino, il territorio, come si suol dire, una riduzione dei costi, un'ottimizzazione dei servizi, ma soprattutto anche una facilitazione per chi vuole realizzare questo tipo di impianti. Sì, assolutamente, perché il fine principale di una regione, visto anche che la nostra regione, per chi ci segue, non applica l'addizionale regionale, è rimasta l'unica regione d'Italia che non applica l'addizionale regionale. Tutte quante le risorse che utilizziamo per le imprese, per il sociale, per l'istruzione, per gli ITS Academy, potrei fare una lista infinita, li utilizziamo grazie ai fondi di coesione, ai fondi europei, quindi abbiamo veramente poche risorse proprie, e le risorse che abbiamo vanno per l'80% del bilancio regionale sanità, e quindi certo, capite che le risorse sono scarse, però cerchiamo insomma di trovare altre vie, e questa dell'idroelettrico potrebbe portare una importante entrata nelle casse della regione, che potrebbe essere redistribuito a famiglie e imprese. Ottimo. Venendo poi appunto a famiglie e imprese che però si basano su quello che è di fatto il commercio che avviene nella regione, di recente è dato il via al bando proprio su questo tema per 10 milioni di euro che riguardano appunto il distretto e la riforma del commercio. Sì, abbiamo due importanti iniziative. Abbiamo approvato come giunta regionale la riforma della legge sul commercio, che si attendeva da anni. Adesso è attualmente in terza commissione consiliare, ma penso che verrà licenziata prima dell'estate. Un'importante riforma perché finalmente mette al centro i piccoli negozi, i negozi di vicinato, i negozi delle nostre città. Una norma che cerca di comprimere la elevata, e in Veneto è la prima regione d'Italia come grandi centri commerciali, grande distribuzione, quindi comprime un po', ovviamente non vieta, però comprime un po' e limita le medie strutture di vendita, che sono portate a 400 metri, e quindi dai 400 metri in su bisognerà adeguare gli standard come le grandi strutture di vendita, quindi non è vietato, però insomma ci sono degli ulteriori obblighi.
e una serie di iniziative, tra cui quella che abbiamo approvato ieri, che è il bando per i distretti del commercio, distretti molto importanti in Veneto. Mettiamo a disposizione 10 milioni di euro per più di 300 comuni e 300 iniziative, quindi il bando ha scadenza il 22 di settembre. E quindi diciamo a tutte le associazioni di categoria, ai commercianti e ai comuni di cominciare a lavorare sui progetti per i distretti del commercio, che puntano ovviamente a riqualificare un settore che soffre un problema di forte desertificazione, di concorrenza, e posso dire tranquillamente sleale, da parte dell'e-commerce, dei prodotti che magari vengono dall'estero. Introduciamo nei distretti del commercio anche un contributo per i commercianti per aprirsi un proprio negozio online, perché io dico è una battaglia che dobbiamo fare assieme, e vogliamo dare la possibilità ai commercianti di avere anche loro un loro piccolo negozio online, magari di prodotti specializzati, perché ormai il commercio generalista ha delle grossissime difficoltà, mentre il commercio di prossimità, il commercio fatto di prodotti tipici, magari prodotti del Made in Italy, può avere un futuro e anche un'evoluzione. E accanto a questo gli mettiamo ovviamente la possibilità di poter aprire il commercio online, oltre a una serie di attività per ravvivare i nostri centri storici, non solo delle grandi città, ma anche dei piccoli borghi, anche delle frazioni. E quindi insomma intanto abbiamo messo questo importante contributo per i distretti del commercio di 10 milioni di euro. Quindi una spinta per i piccoli commercianti che li aiuti a vivere, sopravvivere in questo momento di congiuntura non facile dell'e-commerce molto forte, soprattutto dei grandi gruppi, e da un lato un aiuto anche per portarli verso l'e-commerce, perché comunque quello è il futuro e sappiamo che andremo in quella direzione. E per ravvivare le città. Cioè avete mai pensato in città di creare una sorta di e-commerce, senza fare nomi, no? C'è quella grande azienda con la A, del sistema Veneto, quindi creare un enorme portale dove tutti abbiano uno spazio, perché potrebbe essere anche un sistema per ravvivare i prodotti tipici. Diciamo che potrebbe essere un progetto dell'information technology della Regione Veneto, perché uno degli altri progetti della Regione Veneto è quello di creare una società unica, perché attualmente i servizi sono di varie realtà, ma noi vorremmo cercare di individuare un'unica realtà dove all'interno ci siano tutti i servizi informatici della Regione Veneto, e stiamo lavorando anche per questo, ed è alla base di una serie di riorganizzazioni che stiamo operando ovviamente su indirizzo del Presidente Alberto Stefani. Benissimo. Adesso cambiamo argomento, le faccio una domanda che forse non dovrei farle. Fra un anno ci sono le elezioni, in particolare quelle di Padova ci interessano più che altro perché abbiamo la nostra sede qua e quindi siamo curiosi di sapere come state muovendovi. Massimo Bitonci sosterrà la candidatura di Roberto Marcato? Sì, certo, l'ho già detto in precedenza. Mi spiace magari che qualche volta insomma, qualche giornale scrive dei retroscena che tra l'altro non sono neppure veri. Io sostengo la candidatura di Roberto Marcato, e anzi dico di più, spero che vinca, ecco, quindi lo sosterremo, gli daremo una mano sicuramente, sarò presente in campagna elettorale e questo è estremamente chiaro. Insomma, l'importante è che però si decida, come dice lo stesso Roberto, che si decida in fretta, perché i tempi ormai cominciano a diventare stretti, e io penso che una campagna per una città importante e fondamentale come Padova, che è un polo produttivo, un polo universitario, insomma tutti conosciamo, insomma, poi ho fatto il sindaco a Padova, so bene quanto importante è la città di Padova nelle dinamiche venete, ma non solo, nelle dinamiche anche di carattere nazionale, quanto è importante insomma partire subito con una campagna elettorale per presentare un programma ai cittadini, perché l'importante è avere un programma serio, magari in pochi punti, dove si vuole dare anche un cambiamento e cambiare alcune cose, perché io vedo una città che ha una serie di problematiche che non è solamente la sicurezza, perché uno dice ecco, parlate sempre di temi della sicurezza, non è solamente della sicurezza, c'è un problema di traffico, di viabilità, di servizi che non è da poco, insomma, per una città così e di parcheggi importante. Ancora, no? Problema di parcheggi atavico, ecco, per Padova.
Io ho sempre detto quando ero sindaco che il tema della Prandina era un tema fondamentale, perché se tu devi ravvivare un centro storico devi creare un grande parcheggio a lato del centro storico. Non si può pensare che le persone siano tutte quante trasportate, no? Devi creare un grande parcheggio, come hanno tutti i grandi centri storici, dove c'è un centro storico che tende a pedonalizzare, che vuoi pedonalizzare, devi a fianco mettere un grande parcheggio, magari con dei mezzi che portino poi avanti e indietro le persone da quel parcheggio. Quello era uno spazio molto importante. So che l'amministrazione ha altre intenzioni, insomma, magari di fare anche un parcheggio, però di fare anche altre cose, quindi diminuendo in maniera molto importante il numero delle auto che potevano sostare, il tema dei parcheggi è un tema importantissimo per Padova. Bene, torneremo sul punto nelle prossime puntate. Noi ringraziamo l'assessore Massimo Bitonci, è il nuovo assessore dello sviluppo economico della Regione Veneto, di essere stato qua con noi. Grazie assessore. Grazie e buona serata a tutti. Grazie ancora.